Tragedia nella notte a Carbonera, 2 giovanissimi perdono la vita nello schianto di uno scooter contro un muretto in cemento, il mezzo è poi risultato rubato. Mamma aggredita e minacciata con un coltello ieri pomeriggio a Carbonera, solo per la prontezza di spirito si sarebbe trattata di una rapina che sarebbe potuta finire con una violenza. Corso di medicina a Treviso, ieri nulla di fatto al tavolo tecnico con il governo, ci vedremo in tribunale, dice Zaia che promette il corso decollerà come da programma. Dopo la rivolta della scorsa settimana all'ex caserma Serena, la procura ha aperto un fascicolo per violenza privata e resistenza. Salvini, quando andremo al governo, tornerà ad essere una caserma. Eseguita l'autopsia sui corpi delle 2 donne che hanno perso la vita nel rogo di Castagnole di Paese una settimana fa. Le 2 salme sono risultate completamente carbonizzate, nessun segno di violenza. L'assessore regionale Pan ha presentato il piano per il rilancio dell'agricoltura nel post-Covid. Abbiamo pensato ad interventi su 3 linee fondamentali, ha spiegato. Il concerto ieri sera in Piazza dei Signori a Treviso di Red Canzian, il primo in Italia con la presenza di pubblico dopo lo stop per l'emergenza Covid. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. In apertura leggiamo insieme i dati per quanto riguarda i positivi, per quanto riguarda naturalmente i positivi da Covid e i nuovi ricoverati. Allora vediamo insieme, sono 19.225 complessivamente le persone positive, con 4 casi in più rispetto al bollettino di questa mattina. Di questi 721 gli attualmente positivi, 16.517 i negativizzati. 796 le persone in isolamento domiciliare, sono 1987 le persone che hanno perso la vita da inizio emergenza, di queste 1418 in ospedale, con 5 casi in più rispetto a questa mattina. Restano stabili invece i numeri che riguardano i ricoverati negli ospedali e nelle terapie intensive, 258 i ricoverati negli ospedali, di questi 36 ancora positivi, 12 nelle terapie intensive con un solo positivo. C'è la cronaca però in primo piano, con 2 giovanissime vittime nello schianto la scorsa notte di uno scooter contro un muretto in cemento a Carbonera. Il mezzo è risultato poi essere stato rubato. Avevano appena 17 e 21 anni i 2 ragazzi morti nella notte nel drammatico schianto dello scooter su cui viaggiavano contro un muretto. Uno scooter poi risultato rubato. Il tragico incidente verso l'1:20 lungo Viale Brigata Marche nel territorio di Carbonera. A perdere la vita un ragazzo nemmeno maggiorenne originario della Guinea, Baldé Mamadou Bassirou, studente all'Istituto Turistico Mazzotti che abitava con la famiglia proprio a Carbonera, e un 21enne di origini marocchine, Es Safi Abdessamad, che sempre con la famiglia viveva invece a Mogliano Veneto e lavorava in un'azienda di Villorba. Forse l'asfalto bagnato, forse l'alta velocità, il giovane che conduceva lo scooter ha perso il controllo e la moto è finita contro questo muretto di cemento. Siamo usciti subito fuori e abbiamo chiamato l'ambulanza dal balcone. A primo impatto si era già intravisto un po' la dinamica e quindi presumo non ci fossero più niente da fare. Purtroppo è una zona un po' impattata spesso da incidenti, diversi incidenti. Per i 2 ragazzi non c'è stato scampo. I carabinieri intervenuti sul posto insieme a SUEM 118 e vigili del fuoco hanno a lungo cercato i caschi che per legge avrebbero dovuto indossare. Non erano visibili, quindi probabilmente sono stati trovati, però stavano cercando per l'appunto dove fossero. Probabilmente solo uno ce l'aveva, ma slacciato, visto che nell'impatto è volato via. Ai militari è toccato il doloroso compito di portare la straziante notizia alle 2 famiglie. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le ore precedenti allo schianto. Lo scooter su cui viaggiavano è risultato rubato a un 38enne trevigiano in via Castello d'Amore, poco lontano dallo stadio e dalla caserma della polizia locale. Non è chiaro se gli autori del furto siano i 2 ragazzi o se abbiano ricevuto lo scooter da qualcun altro. Solo dettagli ormai privi di significato di fronte alla tragedia che si è consumata nella notte. Un fatto di cronaca gravissimo sul quale interviene anche il sindaco di Carbonera, Federica Ortolan. Non solo qui è accaduto il sinistro, ma qui abita anche la famiglia di una delle vittime.
Un episodio gravissimo, 2 giovani vite stroncate. Al di là degli accertamenti sul furto dello scooter che i carabinieri proseguiranno, restano il dolore e lo sconcerto per la morte di 2 ragazzi. Ho preso la notizia questa mattina e le forze dell'ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dei fatti e capendo quella che è la causa dell'incidente. Non un sinistro dovuto alla pericolosità della strada, secondo il sindaco, che respinge le annotazioni dei residenti sulle criticità di quel tratto di Viale Brigata Marche. Si tratta di un rettilineo comunque illuminato, probabilmente la dinamica dei fatti non è riconducibile comunque alle condizioni della strada. Ecco. Uno dei ragazzi morti nello schianto, il 17enne, originario della Guinea, abitava proprio a Carbonera e il sindaco si rivolge alla famiglia offrendo il sostegno del comune. Si tratta di una famiglia che si era comunque trasferita, almeno di un ragazzo trasferita da poco a Carbonera, quindi non nota, insomma, non una famiglia storica di Carbonera. C'è da dire che comunque mi sento di esprimere comunque la vicinanza alla famiglia per quello che è successo, appunto perché si tratta della perdita di 2 giovani ragazzi e quindi diciamo che il comune è disponibile comunque a un confronto e a un supporto in questo momento difficile alla famiglia. I servizi sociali comunque del comune sono sempre disponibili anche a un supporto di tipo psicologico o comunque amministrativo di fronte a queste esigenze. Un altro fatto di cronaca gravissimo accaduto ci porta tra i confini tra Silea e Roncade. L'aggressione ieri pomeriggio, vittima una mamma che solo per la prontezza di spirito si sarebbe sottratta ad una rapina che sarebbe finita molto probabilmente con una violenza. Nascosta dietro la moneta qua? Dietro la siepe, fa qua. Stuprata e rapinata. Poteva essere questo il destino della 50enne trevigiana trovata ieri poco dopo le 4 del pomeriggio lungo via Buel del Lovo tra Silea e Roncade. Trovata rannicchiata e piangente nella siepe dietro a questo muretto dai primi soccorritori allertati dalla sirena d'allarme di questa casa. Lo sentiamo gridare dietro la siepe, ma non si vedeva niente. Dopo un attimo è venuta fuori una signora tutta piena di sangue sulla maglietta. E questa qua mi hanno aggredito, aiuto. Francesco Lovisetto e la moglie le prestano i primi soccorsi, mentre sul posto arrivano un'ambulanza e alcune pattuglie dei carabinieri. Questa signora era tutta tagliata alle mani, con tanto sangue. La 50enne sotto shock racconta di un ciclista che avrebbe quasi investito, della richiesta di quest'ultimo di essere portato a casa e delle indicazioni che invece portavano a questo edificio abbandonato. A quel punto il personaggio ha estratto un coltello, da quello che racconta sempre questa signora, e lei per difendersi l'ha preso per la lama e si è tagliata. Ecco. L'aggressore, preso alla sprovvista dalla reazione, si è dato la fuga sui campi, mentre la donna avrebbe ingranato la retromarcia della sua Renault Captur finendo nel fosso. Certo che la signora era sotto shock notevole. Non era una ragazzina, era una signora matura, mi ha detto che era una mamma con 2 bambini. Sicuramente l'incidente era stato architettato, visto che la bicicletta investita è subito scomparsa, da qui il possibile movente della rapina, che sarebbe finita quasi sicuramente con lo stupro dietro alla casa abbandonata, luogo conosciuto da chi abita in zona e dove la vittima, sotto la minaccia del coltello, avrebbe dovuto condurre l'auto. Le coppiette decisamente, ma quelle che fanno quello che devono fare, è che sembra che siano intervenuti anche i carabinieri, perché vanno magari a spartirsi il bottino, è già successo là, in quel punto là. Voltiamo pagina, parliamo del corso di laurea in medicina che dovrebbe partire a Treviso, un nulla di fatto dalla riunione, dal tavolo nazionale di ieri con i ministri competenti, ma Zaia dice ci vedremo in tribunale e promette il corso decollerà come da programma. Dopo lunga e approfondita discussione ci vedremo in tribunale. Cioè, non mi sembra di capire che ci siano soluzioni. Fumata nera al tavolo tecnico sul corso di laurea in medicina e chirurgia a Treviso. Presenti il ministro dell'economia Gualtieri, dei rapporti con le regioni Boccia e della salute Speranza. L'obiettivo, quello di trovare un punto d'incontro tra le parti dopo che il governo aveva impugnato davanti alla Corte Costituzionale la legge regionale. Oggi è l'ultimo giorno, immagino impugneranno, del resto una riunione fatta il giorno prima penso che sia foriera di poco o nulla. Impugneranno, andremo davanti a un tribunale, vedremo cosa ci dirà la Corte Costituzionale. È lo stesso Presidente a spiegare cosa il governo contesti alla Regione. Ci contestano la programmazione,
E l'altra contestazione che ci fanno è che abbiamo utilizzato a garanzia 6 milioni di euro prelevati dal fondo sanitario regionale, che è un fondo di 9 miliardi e 600 milioni di euro. Non è che andiamo a finanziare gli ingegneri, stiamo finanziando i medici. Il corso a Treviso decollerà come da progetto, promette il governatore. È sostanzialmente l'andare a consacrare e a consolidare un percorso che era già iniziato. A Treviso sono già i primi 2 anni, se non ricordo male, di corso di studi, del corso di laurea in medicina e chirurgia. Abbiamo 8 reparti clinicizzati, vuol dire che sono 8 reparti retti da primari che sono docenti universitari e quindi al loro interno ci sono gli specializzandi. A questo si aggiunge la nascita del nuovo ospedale di Treviso con 1000 posti letto, di cui 600 ad alta specializzazione. Alla luce di questi aspetti, Zaia lancia un messaggio agli studenti. Al mondo degli studenti che vogliono iscriversi a Treviso, sono 60 matricole, dico iscrivetevi, perché noi non indietreggiamo di 1 millimetro. Torniamo a parlare dell'ex caserma Serena, perché questa mattina personale dell'ULSS ha effettuato un secondo tampone sugli operatori mentre continua la sorveglianza attiva dei richiedenti asilo ancora in isolamento. E intanto, in merito agli episodi della scorsa settimana, la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per violenza privata e resistenza, e del centro d'accoglienza di Treviso ha parlato oggi il leader del Carroccio della Lega, Matteo Salvini, in visita a Vicenza. Qua sono stati presi sotto sequestro gli operatori della cooperativa e presi a male parole per essere educato anche poliziotti e carabinieri. Uno Stato che si definisca Stato reagisce nei dovuti modi, non andando a trattare. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, da Vicenza torna su quanto accaduto all'ex caserma Serena di Treviso, dove il clima resta teso. Dopo la rivolta della scorsa settimana per i 2 casi Covid scoperti nella struttura e la successiva quarantena, nel fine settimana c'è stato il ferimento di un richiedente asilo da parte di un altro ospite. La permanenza forzata nel centro d'accoglienza dunque sta creando qualche tensione e la situazione continua ad essere monitorata dalle forze dell'ordine. L'ex ministro dell'Interno ha costantemente seguito l'evolversi della situazione negli ultimi giorni. Io ho sentito il sindaco il giorno dello scontro, il giorno successivo, e ho messaggiato anche stamattina con il sindaco di Treviso, che devo dire è uno dei migliori che abbiamo in giro per l'Italia. È una vergogna, lì lo Stato dovrebbe reagire con i dovuti modi. Salvini chiede dunque l'intervento dello Stato. Se uno usa la violenza nei confronti del prossimo, lo Stato deve reagire come fosse per me. Quella caserma sarebbe sgomberata entro 24 ore. Quando eravamo al governo, continua il segretario della Lega, abbiamo svuotato il centro d'accoglienza più grande d'Italia, quello di Mineo. Caserma Serena, quando torniamo al governo, sarà una delle nostre priorità, che torni a essere caserma. Perché per quanto mi riguarda la reintroduzione del servizio militare e del servizio civile sarà assolutamente necessaria. Oggi l'assessore regionale Panna ha presentato il piano di rilancio per agricoltura e pesca. 3 i pilastri su cui si basa il piano di rilancio nel settore dell'agroalimentare e della pesca, duramente colpiti durante il lockdown. Sono stati illustrati dall'assessore regionale Panna durante il punto stampa del presidente Zaia. Si tratta di un fondo di garanzia che metterà in corso 20 milioni di euro, fondi di rotazione per 14 milioni e mezzo e 131 milioni a fondo perduto. Io penso che comunque i contributi a fondo perduto in questo momento, che significa dare liquidità diretta alle imprese, siano quelli più importanti, perché anche nelle discussioni col Ministero noi abbiamo fatto emergere che comunque le nostre aziende non hanno bisogno di indebitarsi ancora rispetto ai finanziamenti messi dal governo, ma hanno bisogno di liquidità. Un'attenzione particolare sarà per le 164 attività agricole della zona di Vo, le prime a essere penalizzate. Noi, tra le rimodulazioni dei nostri fondi, che vanno tra fondi di garanzia, fondi di rotazione e fondo perduto, noi investiremo circa 170 milioni sul settore primario e sul settore della pesca, e nei 23 milioni della rimodulazione del piano di sviluppo rurale con il cambiamento del regolamento europeo faremo una misura fino a 7.000 euro, appunto, sia
sia per tutti gli agricoltori della zona rossa che sono stati chiusi per primi e quindi hanno subito grandi perdite, ma anche per circa 15.000 imprese del nostro Veneto. In che modo si potrà usufruire di questo aiuto? Bisogna intanto essere imprenditori a titolo principale e avere comunque un'iscrizione con un fascicolo aziendale in AVEPA, come ben noi sappiamo, e quindi ci sarà una domanda molto semplificata e tra l'altro abbiamo anche semplificato e velocizzato i pagamenti, ne abbiamo già fatti tanti, e soprattutto i controlli in azienda, e quindi con una misura molto veloce riusciremo a dare risposta di liquidità diretta a tutte le imprese agricole. E ancora una volta il settore cerca di rialzarsi. Noi siamo abituati a resistere perché ce l'abbiamo nel DNA fin dai tempi della Repubblica Veneta e poi delle guerre, quindi questo è un momento di resistenza. Le 65.000 imprese dell'agricoltura non mollano, addirittura con gli ultimi interventi abbiamo portato altre 325 imprese gestite da giovani a ripartire a partire in questo periodo, quindi assolutamente un messaggio di speranza anche per il futuro. Adesso qualche istante di pubblicità e poi torniamo con altre notizie tra poco. Diretta, cioè la cronaca in apertura di questa seconda parte del nostro telegiornale, per parlare del rogo di via Feltrina a Castagnole di Paese, in cui hanno perso la vita una settimana fa Franca Fava di 58 anni e l'amica 74enne Fiorella Sandra, originaria di Breda di Piave. L'autopsia sui resti delle due vittime è stata eseguita questa mattina nell'obitorio dell'ospedale Caffoncello dal medico legale Alberto Furlanetto, a cui la Procura della Repubblica, che ha aperto un fascicolo per incendio colposo iscrivendo nel registro degli indagati il marito della Fava, Sergio Miglioranza di 68 anni, ha affidato l'esame sulle salme, risultate entrambe completamente carbonizzate, tanto i tessuti quanto gli organi interni. Difficile stabilire quindi se la morte sia avvenuta per asfissia. In ogni caso sono stati eseguiti dei prelievi sui polmoni che verranno esaminati successivamente. Sui corpi, altro elemento importante da stabilire, non sono risultati segni di violenza. L'imprenditore di Cittadella nel Padovano aveva ordinato arredamenti per la sua azienda ad una ditta friulana, ma l'affare si è rivelato una truffa. A sporgere denuncia ai carabinieri di Cittadella un giovane imprenditore che più di un anno fa aveva ordinato a una ditta del Pordenonese mobili per quasi 100.000 euro. Versato il 50% del totale, 50.000 euro come caparra, dei mobili l'uomo, nonostante i vari contatti con l'azienda, non aveva mai visto neppure l'ombra. Per questo si era rivolto ai carabinieri che, dopo un'attenta indagine, hanno denunciato per truffa e insolvenza fraudolenta il presidente e il vicepresidente del mobilificio, un trevigiano di Meduna di Livenza e un pordenonese di Pasiano. Ha rischiato molto l'automobilista finito fuori strada questa mattina verso le 7 a Paese in via Sovernigo. Il 42enne al volante, di origini cinese, residente a Montebelluna, ha improvvisamente sbandato finendo con la sua auto nel fosso a bordo strada. Fortunatamente la vettura non si è ribaltata, il fosso era infatti pieno d'acqua per le abbondanti piogge di questi giorni e se la macchina si fosse capovolta poteva trasformarsi in una pericolosa trappola. Non è escluso che sia finito fuori strada per un maloro per l'asfalto reso viscido proprio dalla pioggia. I soccorsi sono stati immediati e il 42enne se l'è cavata con lievi lesioni. Ancora crolli in stazione a Treviso, questa volta a cedere è un pannello della biglietteria. Biglietteria della stazione dei treni chiusa e viaggiatori costretti ad utilizzare unicamente le casse automatiche. La chiusura degli sportelli è la conseguenza del crollo di alcuni pannelli staccatisi ieri mattina intorno alle 6:30 dal soffitto della biglietteria, quando nell'ufficio c'era fortunatamente solo una dipendente di RFI, sfiorata ma illesa. Forse un'infiltrazione a seguito delle copiose piogge degli ultimi giorni potrebbe essere la causa del cedimento. Crollo che registra un precedente appena una decina di giorni fa, proprio al binario 1 nel tratto antistante della biglietteria. Verso le 17 dalla pensilina si staccano alcuni pezzi di intonaco e calcinacci, rovinando sul marciapiede dove in quell'istante per fortuna non c'è nessuno. Il binario 1 viene chiuso per ragioni di sicurezza. Bisogna chi provveda a mettere a posto sicuramente. Prevenire che non curare. Ha capito?
Speriamo anche sulle persone. Lavori che infatti RFI ha avviato da qualche giorno per miglioramenti strutturali e mettere in sicurezza proprio le pensiline dei binari. Certo un pensiero in più, oltre all'aeroporto chiuso, per chi da Cassugana sogna una riqualificazione di tutto il quadrante, così da poter presentare a chi arriva in città ben altro biglietto da visita. E adesso di concreto c'è che lì sorgerà la nuova stazione delle Corriere proprio nell'ex area Cuor, c'è la riqualificazione dell'hotel, ci sono i bastioni e non sarebbe male se anche la stazione insomma si rinfrescasse un po' il suo aspetto. E abbiamo già contattato RFI per un incontro proprio nei prossimi giorni dove intavoleremo un ragionamento che non riguarda soltanto la manutenzione ordinaria e straordinaria della stazione, che ormai comincia ad avere anche una certa età, ma cercheremo di intavolare una progettualità, visto che quel quadrante sarà anche oggetto di riqualificazione, per capire se c'è anche da parte di RFI la volontà di magari investire per abbellire quella che è una zona che noi riteniamo strategica per la nostra città. Restiamo in centro a Treviso, ma andiamo in Piazza dei Signori al concerto di Red Canzian di ieri sera, il primo in Italia con la presenza di pubblico dopo lo stop per l'emergenza coronavirus e l'unico ieri all'aperto. Infatti solo in serata a Canzian è seguito Gianni Morandi al Teatro Duse di Bologna, con però meno presenze rispetto a quelle di Treviso. Allora, il sindaco dice che se c'era il sole non veniva così bene. Ed è incominciato con l'esibizione di Red Canzian in Piazza dei Signori, un nuovo tempo per il mondo dello spettacolo. Il via ieri sera con il primo concerto all'aperto d'Italia dopo le chiusure dettate dal coronavirus. E non c'è stata pioggia in grado di fermare la grande emozione sul palco, ma anche tra sedie e logge, che ha tenuto sotto ombrelli impermeabili per oltre un'ora, oltre 500 spettatori. Abbiamo fatto bene a farlo anche se pioveva, perché la gente ha bisogno di musica, la gente ha bisogno di sorridere, di tornare a vivere, e questo concerto è stata veramente la piccola scintilla che ha riacceso tutto. Sono quello che respira piano per non svegliare te. Note intramontabili davanti ad un pubblico seduto e distanziato secondo le regole per un evento voluto fortemente dal Teatro Stabile del Veneto e dal Comune di Treviso. Qui abbiamo dato dimostrazione, grazie come sempre ai nostri cittadini, che si può ripartire, lo si può fare in sicurezza, si può ascoltare bella musica, si può tornare a incontrarsi nelle piazze stando attenti, quindi con le mascherine e mantenendo le distanze. Siamo di esempio per quelli più giovani che magari sono meno attenti, e direi che poi concerto bagnato, concerto fortunato, sempre meglio, sempre avanti, come si dice. Passava un tassino, presi al volo, abbi cura di te, pensai da solo. Un concerto dove Red Canzian ha voluto raccontare anche gli invisibili dei palchi, tecnici e musicisti che rendono possibile ogni spettacolo. Mi sembra che le istituzioni l'hanno un po' sottovalutato, quantomeno dimenticato, cioè mi sembra che non si è mai parlato, ho sentito parlare di qualsiasi categoria, ma di quelli che lavorano nello spettacolo non ho sentito parlare. Incontri dove la gente viaggia e va a telefonare. E per l'ultima canzone una dedica particolare. Pensa quante persone si sono sentite sole e sono morte da sole, senza il conforto della famiglia o di un figlio. Ma perché ogni giorno viene sera. E adesso a Montebelluna, perché dopo le polemiche delle scorse settimane è tregua fino al 15 luglio tra il sindaco e gli organizzatori per il palio del vecchio mercato. Palio di Montebelluna, tutto rimandato al 15 luglio. E questo è in sintesi l'accordo raggiunto questa mattina tra il sindaco Marzio Favero e l'ente che per 30 edizioni organizza la corsa dei carri del Mercato Vecchio. Una data legata sia ai possibili allentamenti nelle prescrizioni anticontagio, ma anche all'effettiva possibilità di organizzare tutto entro il 2 settembre. Il termine ultimo che ci siamo dati per valutare se sarà il caso, se sarà permesso organizzare il palio, è il 15 luglio.
Questo è un limite anche nostro, diciamo, gestionale. Molti parlano più di tregua che di accordo, soprattutto dopo le polemiche delle scorse settimane, con la cancellazione della manifestazione, legata secondo il presidente Palumbo alle prossime elezioni regionali, e il sindaco ad ammonire gli organizzatori a non fare i fenomeni. A questo va sommato il parere negativo del settore igiene pubblica dell'US2, sia per la gara che per i possibili allenamenti, impossibili però con queste regole. Situazione ben chiara al presidente Palumbo, che però non dispera, puntando al probabile cambiamento delle regole nelle prossime settimane, come già successo del resto finora. Ad oggi non sussistono le condizioni per poter organizzare il Palio, ma nei giorni prossimi saremo attenti a monitorare le condizioni per vedere se strada facendo arriveranno le condizioni per poter organizzare la manifestazione. Un evento che nelle scorse edizioni ha raccolto oltre 20.000 persone lungo il percorso tra Montebelluna e Mercatovecchio, ma anche nelle serate precedenti la gara, dove stand gastronomici ed eventi collaterali quest'anno saranno difficilmente replicabili. Ne parlerò perché il sindaco non ci potrà essere giovedì sera in incontro con i capimastro delle contrade e poi al massimo, al più tardi, il 15 luglio, una decisione definitiva. Palio congelato ma non cancellato quindi, per la soddisfazione del presidente Palumbo, che ringrazia il sindaco ricordando. Questa è una decisione che va nella direzione giusta, perché il Palio ha una lunga storia ed è corretto tenere accesa una fiammella di speranza. È il momento di aprire la pagina con le notizie da Belluno e provincia. Voto quasi unanime del Consiglio Comunale alla modifica statutaria della partecipata Bellunum che, salvo imprevisti per l'imminente estate, potrebbe gestire la seggiovia del Nevegal. Critico il capogruppo di Civiltà Bellunese Liga Veneta Franco Roccon. Solo fuffa elettorale, non ci sono i tempi, dice. Il colpo di scena è arrivato un'ora e mezza dopo l'avvio del Consiglio Comunale in trasferta in Sala Bianchi causa disposizioni anti-Covid e si stava discutendo il punto 6 relativo alle modifiche statutarie della Bellunum, che ha nel suo core business la gestione dei rifiuti, parcheggi blu e la scala mobile che dall'Ambio sbuca in Piazza Duomo. A sorpresa è stato il sindaco in persona, alle spalle dell'assessore delegata al Nevegal, Yuki D'Emilia, a dare lettura dell'emendamento sottoscritto con i capigruppo di maggioranza. All'articolo 2,1 è inserita la lettera I nel modo seguente. I. Gestione a tempo determinato, ovvero estate 2020, della seggiovia del Nevegal anche in relazione all'utilizzo dei parcheggi del piazzale. Noi semplicemente cogliamo l'occasione di questa modifica statutaria per inserire una modifica che ci consente anche eventualmente di poter gestire, qualora non dovesse aprire, la seggiovia in questa estate. Apriti cielo, più di qualcuno fra gli esponenti dell'opposizione è sobbalzato dalla sedia. La presidente della commissione speciale Nevegal, la leghista Mariangela Filippin, si è avvicinata al microfono quasi senza parole. Io ho capito che stavate cercando delle soluzioni, però penso che un minimo di comunicazione, a meno che questa cosa lei non l'abbia pensata 5 secondi fa. Diluvio di critiche per metodo e forma sono arrivate dal consigliere di Obiettivo Belluno, Fratelli d'Italia, Damiano, che ha ingaggiato un botta e risposta con il collega di maggioranza Nicolini. Tanto siamo felici di sparigliare le carte, visto che la minoranza è convinta che noi non appoggiamo il nostro sindaco, cosa ovviamente che pubblicamente asserisco essere un'enorme fake news. Il voto finale è stato quasi unanime, con 2 contrari e 2 astenuti, e oggi a bocce ferme l'analisi puntuta è del capogruppo di Civiltà Bellunese Liga Veneta. Ormai abbiamo capito il giochetto, no? Sta tirando lungo, i motivi forse sono chiari un po' a tutti, elettivi o altro, ma sta tirando lungo su un'agonia di un colle purtroppo voluta da lui. Per la riapertura estiva della seggiovia è necessario che l'impianto venga ceduto dall'Alpe del Nevegal, poi servono i passaggi notarili, le manutenzioni, le figure professionali imprescindibili. Anche facendo le corse c'è chi ipotizza che non se ne parlerà almeno fino a metà agosto. È l'emendamento dell'ultima spiaggia, no? Della disperazione, la possiamo definire così, ed è sotto gli occhi di tutti il fallimento di un'attività amministrativa che doveva essere il capofila di un'iniziativa così importante per l'aspetto turistico. Novità per il progetto Belluno: si sono aperte in questi giorni le procedure di gara per un altro importante intervento previsto nel progetto della rigenerazione urbana del capoluogo, quello alla ex caserma Fantuzzi, che fu sede della storica brigata alpina Cadore. L'importo dei lavori sfiora il 1.200.000 euro.
Primo importante passo verso il recupero dell'ex caserma Fantuzzi di Belluno, interessata da un più ampio progetto di riqualificazione. Investimenti importanti che consentiranno il recupero della struttura abbandonata dopo lo scioglimento della Brigata Alpina Cadore. Finalmente, dopo anni, pare il tempo volga al meglio per il destino della caserma Fantuzzi. Qui, dove svolgevano il servizio militare gli alpini, troveranno sede tutte le specialità della questura di Belluno, che ora sono dislocate su gran parte del territorio comunale. I lavori consentiranno da subito il trasloco degli uffici amministrativi della questura, attualmente dislocati in via Lungardo. Gratitudine perciò è stata espressa dal questore di Belluno, Lilia Fredella, per un progetto che non va solo a beneficio della questura, ma dell'intera cittadinanza. Si tratta di una porzione della caserma Fantuzzi, un corpo basso, diciamo, a sinistra rispetto all'ingresso carraio del vecchio comando della Brigata Cadore. Il progetto rientra nelle opere della rigenerazione urbana e l'importo dei lavori in appalto è pari a 1.165.000 euro, finanziati con 1 milione dal Comune di Belluno a valere sui fondi del bando periferie, mentre la restante parte è a carico dell'Agenzia del Demanio. La scadenza per presentare le offerte sarà il 10 luglio e quindi ulteriore passo in avanti sia legato alle funzioni, alle procedure e anche in questi momenti particolarmente difficili, anche un'occasione nuova di lavoro anche per le nostre imprese. E alle imprese bellunesi è rivolto l'appello dell'assessore. E ovviamente partecipino a questo bando di gara importante per dei lavori importanti su un immobile importante e quindi partecipano numerose perché è effettivamente un'occasione molto importante di rilancio economico per la città. Siamo alla rubrica Bimbi in TV, allora guardiamo insieme i video che ci hanno mandato le famiglie di Kevin e Sabina di Postioma e Chiara, Sofia ed Elisabetta di Pieve di Soligo. Ciao a tutti, io sono Chiara, io Elisabetta, io Sofia. Noi veniamo da Pieve di Soligo e io ho 11 anni, io 8 e io 7. Io volevo ringraziare chi ci sta guardando e ascoltando da casa. Volevamo ringraziare i medici e anche te, Luca Zaia. Grazie a te, Zaia, siamo riusciti per fortuna ad aprire dei locali e speriamo che questo virus passi molto presto e che tutto torni alla normalità. Volevamo farvi vedere il cartellone che avevamo fatto per voi. Andrà tutto bene, ciao, grazie. Se anche voi volete vedere i vostri video all'interno dei nostri telegiornali, mandate dei brevi filmati tenendo possibilmente il cellulare in orizzontale, filmati che riprendono i vostri bimbi in varie attività, passatempi, giochi al 351 17 55 340 via WhatsApp e andranno in onda, ve li mostreremo appunto nelle nostre edizioni dei telegiornali. Siamo in chiusura, vi lascio naturalmente alle previsioni del tempo e subito dopo nuova edizione straordinaria per gli aggiornamenti sul coronavirus. Grazie per l'attenzione e buona serata. Pizza e bruschetta Enzo da Rosso, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati. Bentrovati al meteo. Si avvicina una nuova perturbazione ed ecco che sul nostro territorio il tempo non migliora, sarà ancora una giornata dettata dall'instabilità. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto condizioni di variabilità, mattinata di mercoledì 17 giugno con schiarite alternate ad annuvolamenti e con precipitazioni sui monti. Col passare delle ore fenomeni in locale estensione anche al resto della regione, ma entro la nottata la situazione sarà destinata a migliorare. Temperature minime tra i 13 e i 17 gradi, massime invece tra i 22 e i 27 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui infatti al mattino avremo qualche momento più asciutto, poi rovesci e temporali diffusi, localmente anche forti. Temperature minime fino a 18 gradi, massime oscillanti invece tra i 25 e i 26 gradi all'incirca. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, cielo molto nuvoloso con fenomeni temporaleschi un po' dappertutto, vedete anche di moderata intensità. Temperature minime sui 14-15 gradi, massime invece fino a 25 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Pizza e bruschetta Enzo da Ross, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati.